Pensiero del giorno mercoledì 28 maggio. Essere leali. Vi chiedo di comportarvi come degni seguaci del Vangelo di Cristo. Lettera ai Filippesi, capitolo 1, versetto 27. Paolo invita i credenti a vivere il loro impegno civile con fedeltà e coerenza evangelica. Poco dopo, nella stessa lettera, Paolo ricorda loro che la cittadinanza dei cristiani è nei cieli. Questo però non li esime dal dovere di assumersi le proprie responsabilità anche in campo sociale e politico. Al contrario, proprio perché cittadini del Regno di Cristo, i cristiani sono fortemente motivati a mettersi al servizio di tutti e a contribuire alla costruzione della città terrena nella giustizia e nell'amore. Con questa parola, dunque, Paolo chiede ai Filippesi di comportarsi da veri cristiani. A volte si pensa che il Vangelo non risolva i problemi umani e che porti il regno di Dio solo in senso religioso. Ma non è così. È Gesù nel cristiano, nell'uomo, quando la sua grazia è in lui, che costruisce un ponte che apre una via. Ecco perché, con un altro Cristo, ogni uomo e ogni donna possono dare il loro contributo in tutti i campi dell'attività umana, nella scienza, nell'arte, nella politica. Ma come possiamo essere un altro Cristo affinché la nostra azione abbia un impatto effettivo sulla società? Vivendo secondo le parole del Vangelo. Parliamo spesso di amore e potrebbe sembrare superfluo sottolinearlo anche in questa sede. Ma non lo è, perché il nostro vecchio tende sempre a ritirarsi nella sfera privata, a coltivare piccoli interessi personali, a dimenticare le persone che passano, a rimanere indifferente al bene pubblico, ai bisogni dell'umanità che ci circonda. Riaccendiamo allora la fiamma dell'amore nei nostri cuori e avremo nuovi occhi per guardarci intorno e renderci conto di ciò che è necessario per migliorare la nostra società. L'amore ci suggerirà anche le strade per agire in modo creativo e ci darà il coraggio e la forza di seguirle. Chiara Lubick, estratti dal commento alla parola di vita, settembre 2005. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, maggio 2025. Signore, tu conosci tutto. Tu sai che ti voglio bene. Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 17.